le persone di questo quartiere, ma di tutti i quartieri della città, ad aver cura di ciò che appartiene a tutti, anche perché è necessario dare ai nostri giovani un esempio di concretezza. La città, se nessuno la sporcasse con mozziconi, cartacce, lattine, bottiglie, inesti, sarebbe una città pulita. Quindi questa non è una manifestazione contro le istituzioni, la SIA fa il suo lavoro. È chiaro, deve fare un lavoro ordinario, non può essere chiamata sempre a fare un lavoro straordinario perché gli abitanti della città di Napoli la sporcano. Ecco, allora io ricordo la famosa canzone di Pino Daniele: Napoli non è una carta sporca, che nessuno se ne imposta, c'è gente che se ne imposta invece e scende con la mazza e la scopa, perché a noi tutti piacerebbe camminare in strade linde e pinte nel rispetto soprattutto di una città che ha un'anima storica così importante, così rilevante. Ecco, allora riscopriamo la dignità di essere dei cittadini di serie A e non di serie B.